È una manovra da dilettanti, allo sbaraglio. Speriamo che sappiano fare meglio di quelli che hanno sbagliato prima, ma ho dei fortissimi dubbi. Quindi è un po' preoccupato lei? No, non mi preoccupa. C'è tanta instabilità e secondo me questo governo, in particolare certe persone, non hanno ben idea di cosa fare. C'è un po', secondo me, una cosa un po' buttata lì, ecco. È da preoccuparsi? Non l'ho visto, beh, direi di sì comunque. I mercati hanno reagito male subito. Strano. Vedremo andando avanti, comunque i mercati malissimo, quindi peggio di così, diciamo, non si poteva fare. E pensando all'economia del paese c'è chi si preoccupa per le conseguenze che potrebbero avere i cittadini, i risparmiatori, gli imprenditori. Sicuramente la situazione non è serena come vorrebbero presentarla, i mercati registrano una seria preoccupazione che credo inciderà nelle tasche dei cittadini. Meno 3,79% in questo momento l'indice MIB di Milano e quindi credo che la reazione dei mercati sia stata molto chiara. Se prosegue così credo che molti italiani, soprattutto quelli che hanno dei risparmi, che hanno dei capitali, i nostri imprenditori si troveranno in difficoltà. Altri due temi importanti, il primo è il rapporto con l'Europa e anche qui non mancano le critiche al governo. Non si può prescindere dalle regole di mercato, bisogna sempre diplomaticamente contrattare, mediare, eccetera, cosa che questi dilettanti non sanno fare. Infine il futuro, per giovani e pensionati non mancano i motivi di preoccupazione. Io che ho 28-29 anni, per quelli come me più avanti potrebbe esserci impressione sicuramente, però così come i pensionati odierni, insomma, secondo me un po' tutti dovremmo stare attenti.